E allora con un grande applauso accogliamo il nostro capitano Matteo. Segretario federale Lega Nord, ben arrivato Matteo Salvini. Matteo, tu stasera, l'avete visto, questa sera è in camicia e allora visto che lui è in camicia io mi metto in maglietta e quindi... Attenzione, attenzione. Ci sorprende il nostro Andrea Stellari, segretario provinciale della Lega di Padova, ci sorprende. Facciamo anche con questa maglietta il mio Papa è benedetto e quindi non c'è nulla di male, no? Matteo, ti piace questa Gaetana? Ce l'avete a Milano la Gaetana? Non farmi dire cosa abbiamo a Milano il venerdì sera. Ne abbiamo... Oggi leggevo su qualche pagina Facebook degli sfigati dei centri sociali di sinistra che, ma come si permettono quelli della Lega di impossessarsi di un simbolo come la Gaetana che andava in giro in bicicletta trasandata, e c'era uno che scriveva oggi la Gaetana a Padova sarebbe una migrante. E non rompeteci le palle, lasciate almeno la Gaetana ai padovani, poi prendetevi i migranti, metteteli dove volete, però ormai ci sono migranti dappertutto, quindi... Sai cosa? Secondo me può essere un po' l'invidia? Comunque, grazie, un applauso ai militanti che hanno vinto una scommessa mica da poco, perché riempire un palazzetto come questo, fate arrivare a casa della gente l'applauso da Padova, visto che siamo in diretta. Si fanno sentire, dedicato a chi si segue anche dalla Svizzera, dal Canada, dagli Stati Uniti, a Donald Trump se ci guarda. È bello, c'è Padova che non è... che ha un sindaco. Non mollate il sindaco che avete, state vicini al sindaco che avete, perché lo vorrei io a Milano il sindaco di Padova, quindi tenetevelo ben stretto. Segretario, le faccio una provocazione che nasce un po' dal video che avevamo visto. Lei termina dicendo vinceremo. Adesso però la cosa si fa ancora più dura, perché Renzi non mette più la testa sul referendum, cioè non si gioca più la testa, è stato bene o male abbastanza esplicito in un modo o nell'altro. E quindi che prospettive ci sono adesso di andare ad elezioni? Comunque vada. Ma non voglio usare questi microfoni, questi minuti per dire cose scontate. Perché uno che gira per l'Italia a dire palle c'è già, si chiama Matteo, è stato in Veneto 2 giorni fa, è venuto davanti agli imprenditori veneti a Verona a dire io ho fatto partire l'Italia, adesso tocca a voi. Non so qua quanti imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA ci sono, non so se Renzi vi abbia fatto ripartire. Immagino che sareste voi a voler far ripartire qualcuno con il primo barcone direzione Libia e quindi non voglio... Come siamo messi? Provo a rispondere velocemente. Innanzitutto, noi ci siamo, altri esistono solo su Facebook, su Twitter. Non è normale che in questo momento le prime notizie di ogni sito siano sulla sindaca di Roma che ha fatto una riunione sul tetto del comune, su come hanno scelto il nuovo assessore al bilancio. Non me ne può fregare di meno la notizia che purtroppo è arrivata poco fa, e anzi gli dedico il mio applauso perché non solo è stato un grande imprenditore, ma è stato un grande imprenditore che ha avuto a cuore il lavoro degli italiani e il prodotto degli italiani. Io saluto e auguro buon viaggio ultraterreno a Bernardo Caprotti, patron di Esselunga, che ha creato e ha dato migliaia di posti di lavoro nonostante il no dei comuni rossi,
che scrisse un libro, Falce e Carrello, che spiegava come in alcune città, in alcune regioni italiane, o eri compagno o non lavoravi, e che soprattutto credeva nel lavoro degli italiani e nei prodotti degli italiani, perché io quando vado purtroppo in altri mercati o supermercati trovo schifezze che arrivano da ogni parte del mondo, mentre io penso che noi dobbiamo valorizzare la nostra agricoltura, la nostra pesca e i prodotti della nostra terra. Quindi buon viaggio a Bernardo Caprotti e la terra gli sia lieve, esempio di imprenditore con le palle, non servo di nessuno, non schiavo di nessuno. Perché di imprenditori o di pseudo imprenditori schiavi ne abbiamo, che ormai non rappresentano nessuno, perché quando il presidente di Confindustria, il signor Boccia, dice voteremo sì al referendum, rappresenta forse se stesso e la sua famiglia. Non rappresenta i milioni di imprenditori italiani che non vedono l'ora di tornare a lavorare, di mandare a casa questo governo. Quindi non preoccupiamoci se il presidente di Confindustria dice voterò sì. Quando il segretario generale della Coldiretti, faccio nomi e cognomi, qua siamo in terra di agricoltura, in terra di sacrificio, quando il signor Gesmundo, che rappresenta come direttore generale teoricamente 1 milione di agricoltori, che secondo un'indagine dell'Espresso ha guadagnato 10 milioni di euro in 12 anni per rappresentare quelli che si alzano alle 4 della mattina, dice io voterò sì al referendum, rappresenta lui e la sua vacca, non rappresenta neanche uno degli altri agricoltori che vorrebbero tornare a produrre. È questa la gentaglia di cui Renzi si circonda. Se votano sì i banchieri, i finanzieri, i Marchionne, solo questo ci fa capire che alle persone normali, alle persone per bene, conviene solo e soltanto votare no per licenziare un governo di incapaci, di servi e di bugiardi. Quindi su questo non ho dubbio alcuno e Renzi andrà a casa, può dire quello che vuole. E io ringrazio anche gli amici dell'Ente Nazionale Sordi che sono qua stasera, gli auguro in bocca al lupo, gli auguro buona fortuna, perché il fatto che mi stupisce il fatto che non sia ancora partita la rivoluzione in Italia, perché un invalido in Italia invalido al 100%, non i falsi invalidi, i falsi ciechi, i falsi disalidi, un invalido in Italia al 100% dallo Stato a 500 euro al mese, mentre chi sbarca domani mattina dallo Stato ha 1.000 euro al mese per essere mantenuto colazione, pranzo e cena. Uno Stato che tratta peggio i suoi invalidi rispetto agli clandestini che sbarcano domani mattina non è uno Stato normale. Quindi il no il 4 dicembre è l'unica per mandarli a casa. Detto questo, poi io ho un'idea di quello che dovrà fare la Lega, che a differenza del passato non dovrà più essere schiava di nessuno, a disposizione di nessuno, portatrice d'acqua di nessuno. Quindi patti chiari, amicizia lunga. Se qualcuno sostiene le nostre battaglie è il benvenuto, però sono battaglie chiare, ne ho sentito parlare prima, non ci sono i forse. L'euro, la moneta unica, una moneta unica per 18 paesi diversi, con 18 economie diverse, 18 sistemi previdenziali diversi, 18 sistemi bancari diversi, 18 sistemi agricoli diversi, è stato un esperimento criminale. Prima ci riprendiamo il controllo della nostra moneta, prima torniamo padroni del nostro futuro. Su questo, io l'ho detto a Berlusconi, non c'è la via di mezzo. Non è che c'è il mezzo euro. E quando si parla di autonomia, di federalismo e di indipendenza, chiariamoci subito che non esiste autonomia possibile se non controlli la tua moneta, i tuoi confini e le tue banche. Che autonomia avremmo senza la moneta in tasca, dovendo chiedere a qualcuno mi fai aprire una banca, posso andare in pensione? Questa è la battaglia numero 1. Questa Unione Europea è la più grande associazione a delinquere
che la comunità democratica abbia visto negli ultimi decenni. Quindi onori agli inglesi che l'hanno salutata, e quindi chiunque si alleerà con la Lega su questo dovrà avere le idee chiare, o con la Merkel o col Veneto. Non puoi stare sia con la Merkel che col Veneto, o coi padroni delle banche e della finanza, coi massoni, con i 4 ladri di Bruxelles, o con i produttori del Veneto. Quindi chiunque si voglia alleare con la Lega deve scegliere questo, altrimenti facciamo da soli. Meglio soli che male accompagnati da certi punti di vista. Non abbiamo bisogno di nessuno. Bene Matteo, allora proprio per questo guardiamo adesso, vieni qui con me, che cosa succede a un Veneto e come questo Stato e come questo governo tratta questo Veneto. Vai col servizio. Una famiglia, una moglie, 2 bambini, uno di 3 anni, l'altro di 4 anni e mezzo. Facevo l'autotrasportatore, un problema agli occhi, un'uveit bilaterale, ho dovuto chiudere l'attività, sono entrato in depressione, con conseguenza ricoveri in psichiatria. E qua è successo il guaio, mi hanno tolto la terapia che seguivo per la mia uveite, dicendo che il cortisone dopo svariati anni mi ha devastato il sistema nervoso, e in pochi mesi la vista è andata a deteriorarsi sempre di più, fino a che sono arrivato a vedere 0,3 decimi. Il lavoro non riesco a trovarlo in queste condizioni, andare avanti con la famiglia è un po' dura, perché sì, abbiamo 300 euro di sussidio del comune, però facendo 4 conti dobbiamo vivere con 2,50 euro a testa al giorno. Voglio uscire per ritrovare un po' la dignità che ho perso, perché sinceramente mi sento senza dignità ormai. Un applauso a Nicola Morosato, credo che sia qui con noi, ma facciamone veramente un caldissimo applauso. Nicola, vieni qui con noi. Eccolo qua. Allora Matteo, abbiamo sentito la storia di Nicola, la storia di uno di noi, la storia di un veneto, di un italiano che sta soffrendo. E quindi Matteo, dici qualcosa, che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo sperare in questo futuro e cosa lui può ovviamente sperare. E soprattutto può essere in carico solo ai comuni questa situazione di emergenza, che peraltro hanno già dei limiti ben precisi col patto di stabilità. Può essere che ci siano persone di serie A che magari non sono cittadini, persone di serie B. Cosa si può fare cosa dovrebbe fare il governo per aiutare chi ha queste situazioni di difficoltà? Cosa vuoi dire? Io poi quando vedo che ci sono di mezzo dei bimbi mi incazzo come un bufalo, perché ci sono 2 bimbi di 3 o di 4 anni un paese normale dovrebbe limitare, non dico azzerare, annullare, non vengo a fare il fenomeno, ci penso io, tutto a posto. Un paese normale però limita
questi episodi. Quando parlo di comunità, di solidarietà, a questo penso. Il prossimo, ogni tanto c'è anche qualche uomo di chiesa che non lo capisce, il prossimo è il mio vicino di casa. Per qualcuno fa più figo, fa più chic aiutare quello che arriva da 5.000 chilometri di distanza. Voi dove abitate? Bassa Veronese. Adesso proviamo a ragionare, perché sicuramente il comune, immagino, non mi interessano i colori politici, però fa quello che riesce. Io prima parlavo con un sindaco della Padovana che mi dice: quando viene un italiano, quando viene un padovano nel mio ufficio, io sono quasi in imbarazzo perché vorrei dargli tutto ma non posso dargli niente. Mentre poi il prefetto mi chiama ogni quarto d'ora perché devo trovare alloggio per 20 immigrati che sono appena arrivati nel mio paese. E io, sindaco della Lega, gli dico: tieniteli a casa tua, perché io prima ho i miei 20 cittadini padovani da aiutare, da sistemare coi soldi che ho. Detto questo, proviamo a ragionare anche poi a microfoni spenti, a telecamere spente, su come provare. Non mi sembra che tu chieda elemosina, tu chieda lavoro per te e per la signora nelle migliori condizioni possibili per quello che la salute permette. Quindi ti ringrazio, perché tu hai avuto, non so come siete riusciti, la forza di dirlo, perché quello che mi fa imbestialire è che io lo vedo nella mia Milano, è pieno di italiani in queste condizioni che per dignità non lo dicono e mangiano una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, e magari si mettono la giacca per andare in coda alla Caritas a prendere il pacco viveri con la pasta, col riso, col sugo, perché loro hanno una dignità. E quindi io mi imbestialisco quando gente che ha diritto non chiede e gente che invece non ha diritto pretende e ottiene. È questo che mi fa imbestialire. Quindi poi, Andrea, proviamo a fare in modo che non rimanga. Cogliamo l'occasione per fare un po' un appello, perché ci seguono non solo chi è presente, questo magari sì, sono ma imprenditori, ma ce la mettiamo tutta, e proviamo anche tramite le amicizie, i canali normali, regolari, puliti, di risolvere. Dare una mano Come ti a chiami nostro di nome? Nicola. Nicola. Quello che però mi spiace è che ce la mettiamo tutta per risolvere il problema di Nicola. Ma quanti Nicola ci sono? Fra Verona, Padova, Treviso, che non hanno la forza di venire qua, che non hanno il coraggio di venire qua. No, io sono qua per portavoce anche di altri in tutta Italia. Siamo, non dico centinaia, ma migliaia col problema dell'uveite, e l'uveite non è riconosciuta dal sistema nazionale sanitario, e ci sono certi collieri addirittura che ci li dobbiamo pagare. Io, nelle mie condizioni, a parte il problema economico, ci sono dei collieri che non sono mutuabili, ce li dobbiamo pagare. In certe volte non ce la faccio e li salto col peggioramento dell'uveite. Ma questo non è solo il mio problema, siamo a centinaia. Adesso difatti stiamo cercando di fare un'associazione, di riunirci in un'associazione e vedere. Sono qua anche per loro. Grazie. No, grazie a voi dell'interessamento e della possibilità che mi avete dato voce, e vorrei ringraziare il signor Stefano Di Lallo che mi ha portato qua, e grazie alla Lega e a tutti voi. Grazie Nicola Morosato. Grazie Nicola, Grazie. un applauso a Nicola. Ci vediamo dopo, Nicola. E allora, In bocca al lupo. Matteo, a Padova tempo fa abbiamo proposto anche un patto per la difesa che voleva coinvolgere un po' tutti, voleva coinvolgere un po' le forze politiche, voleva coinvolgere anche i magistrati, voleva coinvolgere i giuristi attorno ad un tavolo, perché sappiamo che oramai siamo stanchi di essere derubati e siamo stanchi di avere, diciamo così, queste situazioni di degrado e di violenza. E allora vediamo insieme questo ulteriore lancio. Siamo un'azienda a scacco, abbiamo un allevamento di bufale da circa 30 anni.
notte tra il 26 e il 27 aprile i miei genitori sono stati oggetto di una rapina a mano armata. Eravamo in San Bernardo e un pastore tedesco di cani grandi, ce li hanno avvelenati anche piccolini. 2 individui hanno sfondato la porta di casa, buttata giù letteralmente. Parlavano in lingua straniera dell'est, hanno spento le luci, puntato le pistole. Prima hanno legato mio padre, poi hanno legato mia madre, mani e piedi, hanno portato via tutto e poi sono scappati. Noi nella notte appunto abbiamo sentito mia madre che piangeva, che urlava aiuto, aiuto i ladri. Li ho visti per terra tutti e 2 legati, gli hanno strappato anche tolto la catenina e l'orologio che avevano al polso. Ormai siamo invasi, secondo me, da questa gente, sono tutti delinquenti, gente che non ha voglia di lavorare e di conseguenza l'unica cosa che sanno fare, secondo me, è rubare. E allora, Matteo, la gente ci chiede aiuto e lo Stato tace e lo Stato non fa nulla. E questo governo fa finta di niente. Noi invece? 3 cose che si possono fare urgentemente. 1, la Lega la sta provando a portare a casa da 2 anni e mezzo, ma Renzi e il PD si oppongono. Cancellare dal codice penale un reato che non esiste, il reato di eccesso di legittima difesa. La legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa, punto. Ma che fine ha fatto questo provvedimento? Lo aspettavamo. È ancora fermo in commissione. È ancora fermo in commissione da più di 2 anni, perché la proposta della Lega è molto semplice, quelli del PD la stanno tirando in lunga. Quindi domani, quando siete in città o quando siete in paese, in provincia di Padova, e trovate quello di sinistra del paese che si lamenta della sicurezza, chiedetegli: ma scusa, ma perché il tuo partito da 2 anni tiene bloccato in Parlamento una proposta normale che dice che chi viene aggredito ha diritto a difendersi prima che spari l'aggressore? Perché oggi il codice ti dice che tu hai diritto di difenderti in maniera proporzionale a quello che ti aggredisce. Quindi se stasera voi, tornando a casa, vi trovaste in cortile qualcuno a volto coperto, prima di reagire dovreste chiedergli: mi scusi buon uomo, lei vorrebbe spararmi? Avrebbe intenzione di accoltellarmi, di bastonarmi alle rotule, di addormentarmi? Perché se me lo dice io posso difendermi in maniera proporzionale alla sua violenza. Dal mio punto di vista, io stasera torno a casa, trovo uno mascherato nel cortile o nella camera di casa mia, mi muovo prima io, e se lui finisce male è un problema suo, perché evitava di entrare in casa mia mascherato di notte. Poi semmai glielo chiedo dopo gli chiedo che intenzione aveva, ma dopo. Ho letto che questa settimana c'era sul Corriere, a Trento ne hanno arrestato uno, no, non ne hanno arrestato, ho sbagliato, perché in Italia non si arresta nessuno. Fermato. A Trento ne hanno fermato uno che ha fatto 4 rapine in 7 giorni ed era già stato fermato per 3 volte, quindi rapina 1 fermato, rapina 2 fermato, rapina 3 fermato, rapina 4 fermato. Se voi foste un delinquente, dove andreste a fare il rapinatore? In Svizzera? In Canada? In Austria? In Germania? Negli Stati Uniti? Ma vieni qua, perché se ti va bene non ti prendono, se proprio ti va male ti prendono ma non ti arrestano, a meno che, come è successo a Roma, io ho espresso la mia solidarietà, tu non fossi lì a difendere dei cittadini italiani che occupavano una casa popolare con un disabile e con un'anziana diabetica, e allora sì, se ti opponi allo sfratto e allo sgombero, lo Stato italiano ti mette in galera.
a meno che tu non vada con un trattore camuffato da carro armato in piazza San Marco, allora sì che io ti arresto e ti metto in galera, a meno che tu non sventoli il banderone della Serenissima, allora sì. Quindi non occorrono scienziati. 1. Cancellare l'articolo 52 del codice penale, la legittima difesa è sempre legittima difesa. 2. Difendere le nostre forze dell'ordine, far lavorare in maniera serena e tranquilla poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia penitenziaria. 3. La certezza della pena. Quando la Lega ha lasciato il governo avevamo lasciato 400 milioni di euro per il piano carceri per costruire 40 nuove galere, non ne hanno costruita neanche una e visto che non c'è posto in galera liberano i delinquenti di anno in anno. E quindi certezza della pena, ti becco, stai in galera. Non voglio un paese di gente cattiva, voglio un paese giusto, dove chi sbaglia paga, e soprattutto se sei straniero e ti becco. In Austria è appena entrata in vigore la legge, anche in Svizzera è appena entrata in vigore la legge, agli stranieri di qualunque nazionalità che vengono condannati in primo grado, per questa gente non c'è la galera in Svizzera, c'è l'espulsione a casa loro. Questa gente viene allontanata dalla Svizzera e va in galera a casa sua. È così difficile? Quindi è questo, però c'è bisogno, ce la faremo sì, anche se ne sono convinto, però a stasera la verità dei fatti è che a stasera il primo partito in Italia, stando ai sondaggi, è ancora il PD di Renzi. Questa è la verità, che il primo partito in Italia, stando ai sondaggi, se si votasse domani mattina, è il PD del ballista Matteo Renzi. Quindi bisogna fare in fretta, bisogna essere in tanti e la prima occasione per essere in tanti a cui vi aspetto è sabato 12 novembre a Firenze, perché dobbiamo andare a casa sua a dargli il preavviso di sfratto e di licenziamento. Dobbiamo riempire Firenze di veneti che dicono basta, a me di palle non ne racconti più. Allora, un'ultima cosa e poi io vado dal vignettista perché sono anche curiosa di capire che cosa ci farà vedere. Intanto però tantissimi reati sono stati depenalizzati, centinaia di cui non si è parlato assolutamente, quindi questo è un altro problema. Beh, in Italia funziona così, se non hai le galere togli il reato, quindi ormai il furto non è più un reato. Ripeto, a meno che tu non sia un cittadino italiano che va a prendersi una bistecca al supermercato perché deve dar da mangiare ai suoi figli, e allora in quel caso magari ti metto anche in galera. C'era adesso la notizia di questi Rom residenti nei campi Rom in Piemonte e in Toscana. Dopo 12 anni è emerso che 22 persone hanno 6 milioni di euro sul conto in banca e molte di queste persone hanno case popolari e sussidi comunali. Quindi ci vuole molto poco, lo faremo quando torniamo al governo. Campi Rom zero, rasi al suolo tutti dal primo all'ultimo, con le buone maniere. Qua i modelli ce li abbiamo, in maniera serena, educata, civile, galante, democratica, sincera, simpatica, e dopo i campi Rom cominciamo con i centri sociali e così facciamo tanti bei campi di calcio e di calcetto per i nostri bimbi. Segretario, resti con noi. Vediamo un attimo di commentare la vignetta di Crancic che ci ha preparato. Allora, prima ascoltavo Salvini che parlava di Caprotti e del suo libro di successo Falce e Carrello. Ora mi è venuta in mente subito questa battuta qui. Falce e battello. E il battello ha la COP come... La COP sei tu. È vero che la COP siamo noi per loro. Questa te la rubo. Segretario, cogliamo l'occasione. Lei domani è a Padova a presentare il suo libro. Sì, domani mattina sono alla libreria Mondadori in piazza Garibaldi a Padova alle 10:30. Se qualcuno vuole farsi due passi lo aspetto, perché vedo che c'è gente che oggi scriveva: ma come? I leghisti scrivono libri e li leggono pure. Sì, molti leghisti sanno leggere, sanno scrivere
sanno contare fino a 10, anche perché i libri non è importante leggerli, ma è importante capirli. Perché pensa quanti libri ha letto Mario Monti per laurearsi alla Bocconi, ma che cosa ha capito di quello che ha letto per tanti anni? Quindi, quanti libri avrà letto Elsa Fornero? Un sacco di libri. La libreria di casa di Elsa Fornero probabilmente è grande come la metà degli appartamenti della gente che c'è seduta qua. Ma quanti ne avrà capiti dei libri di economia che ha letto? Quindi domani mattina volentieri a Padova alle 10:30 in Mondadori, poi alle 3 sarò a Codroipo in provincia di Udine, poi a Monfalcone in provincia di Gorizia e poi domani sera a Trieste per la festa della Lega Triestina, poi domenica mattina a Milano, poi lunedì a Roma, poi martedì a Strasburgo e poi vi porto in giro con me per il mondo, perché fino a che la Lega non vince io non mollo di 1 millimetro. Avete la mia promessa? Io non mi fermo. Io non mi fermo. Perché ho scritto un libro? Non ho scritto un libro per vedere la mia bella faccia in giro, anche perché la foto che mi ho messo in copertina sembra quella di un guerrigliero dell'ISIS, quindi non... Ma ho scritto un libro perché voi lo teneste, perché quando torneremo al governo, e torneremo al governo, non voglio fare la figura di Renzi. Perché anche Renzi ha scritto non 1, ma 3 libri. Io, la scorsa primavera, mi sono fatto del male da solo. Ho letto il primo libro di Renzi. Mi sembra che si intitolasse Fuori. E leggere oggi il libro che Renzi scrisse quando era sindaco di Firenze, in cui proponeva tutto quello che lui, se fosse stato al governo, avrebbe fatto, ti fa morire da ridere. Perché a leggere quello che lui 4 anni fa scriveva, la rivoluzione, cambio qua, cambio là, tutti via, meno tasse, meno immigrazione. Era sindaco, qua ci sono dei sindaci, lui disse il patto di stabilità è una follia. I sindaci devono poter spendere i soldi che hanno nei loro cassetti. Non è possibile che Roma li blocchi, che Bruxelles li blocchi. È la burocrazia. Poi va al governo e cosa fa? Un cazzo. E quindi se uno rilegge il suo libro dice questo è un buffone. Quindi siccome io nel libro ho scritto quello che mi piacerebbe fare, però fare i libri all'opposizione è semplice. Perché non comandi tu, alla prova dei fatti ci arrivi quando vai a comandare. E quindi siccome non voglio fare la figura del buffone come lui, l'ho messo nero su bianco perché quando torneremo al governo e tornassimo al Palageox e non facessimo quello che avevamo promesso, ciascuno di voi sarebbe titolato a prendermi a pernacchie. E quello che abbiamo scritto noi lo vogliamo fare. Via i prefetti che non servono un accidente, diamo ai sindaci i poteri di ordine pubblico. Una tassazione più giusta, copiata dal modello fiscale di 40 paesi al mondo. Il Veneto è circondato da paesi che fanno pagare al massimo il 20% di tasse. Perché all'est, Romania, Albania, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Russia, hanno tutti la tassa unica che non supera il 20%. È chiaro che se uno deve fare impresa, cosa fa? Sta in Veneto a pagare il 60% o va oltre i confini a pagare il 20%? Ci sono miei amici che hanno chiuso l'azienda a Milano per andare in Bulgaria e mi dicono la Bulgaria è orribile, ma pago il 10% e se chiedo un rimborso IVA me lo danno a 90 giorni. E quindi io cosa faccio? Sto a farmi il fegato marcio in Italia a combattere con l'Agenzia delle Entrate, con Equitalia, con gli studi di settore, con la Guardia di Finanza, o chiudo baracche e burattini e vado in Bulgaria a pagare il 10%? Ma se noi applicassimo una tassazione unica in Italia per famiglie e imprese del 15%, siccome questo è il paese più bello del mondo, dove si mangia meglio, si beve meglio e si sta meglio, la tassazione unica in Italia per famiglie e imprese del 15%, siccome questo è il paese più bello del mondo, dove si mangia meglio, si beve meglio e si sta meglio, ci sono miei amici che hanno chiuso l'azienda a Milano per andare in Bulgaria e mi dicono la Bulgaria è orribile, ma pago il 10%. E se chiedo un rimborso IVA me lo danno a 90 giorni.
C'è la fila di imprenditori che chiudono altrove per venire a aprire in Veneto, per venire a aprire a Padova, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia, in Romagna, pagare di meno ma pagare qua. E l'abbiamo documentato nel libro di come si può fare, quindi l'ho fatto per quello. E poi in democrazia dipende dai cittadini. Io non so, ad esempio, mi riempie di gioia il fatto che questo palazzetto sia pieno il venerdì sera. Non so cosa c'è in tele il venerdì sera. Cosa c'è in tele il venerdì sera? Il segreto. Cos'è il segreto? Il segreto, vabbè. Mascia e Orso. Evidentemente siete qua perché in televisione non c'era niente di meglio. No, scherzi a parte, abbiate un attimo di pazienza perché la nuova Rai di Renzi a ottobre vi porta 3 sorprese su Rai 1 Veltroni, su Rai 2 Santoro, su Rai 3 Gad Lerner. Quindi è l'apoteosi della bella informazione. Ve lo siete vista la fiction Lampedusa? Dai, vergogna. Ormai se non avete in Tinello almeno un clandestino siete degli sfigati. Ormai chi non ha almeno una famiglia di clandestini sul pianerottolo di casa sua è un disgraziato. E fa niente se su quel pianerottolo ci sono 2 anziani padovani che non ce la fanno a tirare a fine mese. Perché aiutare 2 anziani padovani non fa chic, diciamocelo. Che palle sti anziani padovani. Cosa vogliono? C'hanno 75 anni. Basta. Sai quant'è più bello aiutare un 20enne nordafricano che è sbarcato ieri mattina col telefonino ultimo modello, con le Nike e il cappellino? Questo per dire che io per i miei figli sogno un paese solidale, accogliente, generoso. Il Veneto è la patria, una delle patrie mondiali del volontariato, della solidarietà, dell'aiuto al prossimo. Però bisogna ristabilire un minimo di limiti, di regole, di rispetto. Per aiutare il resto del mondo, prima devi star bene coi tuoi familiari, coi tuoi parenti e coi tuoi vicini di casa. Prima di spalancare le porte del tuo paese al resto del mondo, devi aver certezza che nel tuo paese stiano bene i tuoi concittadini. E se devo pensare, l'ho scritto nel libro, a delle persone particolari che sono l'orgoglio non solo del Veneto ma di buona parte d'Italia, penso al Corpo degli Alpini che lo Stato italiano ha distrutto, ha massacrato chiudendo caserme, chiudendo battaglioni, motivo per cui mi piacerebbe che nel paese che torneremo a governare non 1 anno come feci io ai miei tempi, ma 6 mesi di servizio civile e servizio militare obbligatorio per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi, per tornare a dare smalto al Corpo degli Alpini, penso che non ci starebbe male. Anzi. Chiarissimo. Andrea. Allora, Matteo, adesso volevo presentarti un altro nostro amico, un amico della Gaetana, che verrà trasmessa domani e anche la prossima settimana su TV7. Alex Casen. Un applauso, grazie. Editore di TV7, Canale 12, gruppo editoriale. Buonasera a tutti. Grazie a voi perché questa serata è per voi. È stata una preparazione fatta da Andrea enorme, in un periodo estivo anche concitato da tante cose, ma è venuta direi molto bene, no Andrea? Eccezionale, guardate che serata. Fate un bel applauso a chi fa veramente informazione locale, altro che la Rai e quei telegiornali, perché se non ci fossero le televisioni locali campa cavallo e l'erba non cresce più. È vero Matteo. Noi siamo TV7, siamo forse il più grosso gruppo editoriale del Nord-Est. Facciamo televisione, facciamo internet, facciamo social media, facciamo un mestiere difficile. Difficile non perché siamo qui la sera, siamo di mattina, siamo di notte, quella è la parte bella. Facciamo un mestiere difficile
Perché noi combattiamo contro un sistema che ci vuol far chiudere. Combattiamo contro un sistema che invece di aiutarci, perché noi saremo concessionari dello Stato, chi ci dà le frequenze cerca di farci chiudere. Sapete quante ce ne hanno combinate in questi anni? Ci hanno dato le frequenze della Croazia, poi dopo una settimana ce l'hanno data e hanno detto dovete spegnere perché disturbate, ma va? Ci hanno fatto passare al digitale terrestre perché così vi siete dovuti comprare il decoder. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo arresi davanti a queste cose? No, abbiamo detto facciamo un nuovo tipo di televisione, ci reinventiamo, visto che abbiamo tanta tecnologia, visto che la sviluppiamo anche, allora abbiamo preso questa tecnologia e l'abbiamo portata in mezzo alle persone, perché la televisione, l'informazione la facciamo con voi, la tecnologia l'abbiamo trasformata in qualcosa che voi utilizzate tutti i giorni e grazie a voi tutti i giorni ci arrivano le informazioni. Allora noi raccogliamo da voi le informazioni, con voi abbiamo fatto squadra e abbiamo pensato di dare un'informazione che sia del territorio delle persone. E allora questa informazione, che è l'informazione nostra, l'informazione delle famiglie, perché voi avete più occhi di qualsiasi giornalista e siete molto obiettivi, questa informazione noi la prendiamo e la mettiamo in televisione tutti i giorni e facciamo format di sport, facciamo format di politica, facciamo format di informazione e cerchiamo di essere una vetrina per la politica, soprattutto quando è fatta bene, perché la politica deve rappresentarci. Gli amministratori, soprattutto quando sono dei buoni amministratori, devono avere spazio per raccontarci quello che fanno. Questi giorni, non so se avete visto sui giornali, si parla di industria 4.0, università 4.0. Ho sentito addirittura dire Lega 4.0. Allora noi abbiamo detto, bene, visto che quando parlano di 4.0, non so se lo sapete, intendono la quarta rivoluzione industriale, nessuno ha bene capito cosa sia ancora. Ma non l'hanno capito neanche loro. Allora noi facciamo invece la televisione 4.0, con la tecnologia e con le persone. E questa tecnologia, che un po' ci sta in tasca, e un po' l'abbiamo vista questa sera. Vorrei portarvi tutti dietro a vedere quanti ragazzi, qui ringrazio Nicola, ringrazio Marco, ringrazio tutti quanti perché stanno facendo un lavoro egregio. Avete visto che filmati che sono stati fatti. Andrea con Carlo hanno fatto un lavoro fantastico. Questa tecnologia è per voi, perché capiate e perché l'umanità che c'è dentro questi filmati arrivi un pochettino su questo palco e si possa condividere assieme, perché la tecnologia non serve a niente se non c'è un po' di umanità. Allora, dico a Matteo, questa umanità su questo palco, che ci ha raccontato anche delle storie drammatiche, che però mi hanno colpito questa sera perché ho sentito anche delle belle soluzioni. Ho sentito un po' di prospettiva. Io sono un papà di 2 bambine, io voglio prospettiva per le mie bambine. E non è pensabile che io sia obbligato a mandarle alla scuola inglese perché sia il ruotino di scorta, perché non lo so se avranno un lavoro in Italia. Allora, io dico a Matteo, facciamo questa Lega 4.0. Sì, lo faccio anch'io per i miei 2 figli. Ma voi sapete quanto costa alla RAI una delle 4 puntate della trasmissione che farà Walter Veltroni? 1 milione di euro. Io non so tu con 1 milione di euro quanto ci vai avanti. La trasmissione che faranno la sera di Capodanno da Matera costerà 1,5 milioni di euro. Noi come Lega abbiamo presentato l'emendamento quando questi fenomeni hanno messo il canone RAI in bolletta. Abbiamo chiesto che almeno il 10% fosse destinato all'emittenza locale, che spesso e volentieri, soprattutto in Veneto, in Lombardia e in Piemonte, fa effettivamente informazione locale, al di là del TG3 Veneto, TG3 Lombardia e quelle menate lì. Ovviamente ce l'hanno bocciato. Secondo me il canone RAI è una truffa senza senso e quindi è un'altra di quelle cose che dovremo fare quando andremo...
Non l'abbiamo fatto in passato? Noi ci abbiamo provato per 20 anni. Mi è poi forse venuto il dubbio che non ci siamo riusciti, lo dico sottovoce, perché magari un nostro alleato di governo aveva convenienza a che ci fosse il duopolio Rai-Mediaset, che non ha fatto bene a nessuno, perché se voi oggi guardate il TG1 e il TG5, trovatemi la differenza fra il TG1 e il TG5. Per quanto mi riguarda, la Rai va privatizzata, messa sul mercato, ha 13.000 dipendenti, una televisione con 13.000 dipendenti non c'è neanche al Polo Nord. Quindi se vuoi mantenere questi costi e questi standard, i soldi li prendi sul mercato e non li chiedi ai cittadini italiani. Se li aspettano da me i soldi del canone, fanno in tempo a morire, per quanto mi riguarda. Non privatizziamo e poi mettiamo sul mercato il servizio. Il 4.0. Ormai quando ti vogliono fregare usano le parole inglesi perché ormai i centri per immigrati non sono più centri per immigrati, sono hotspot. Hotspot. L'Europa ci chiede di fare degli hotspot e magari uno non sa cos'è e pensa che sia un McDonald's, un centro commerciale. Sì, è un centro commerciale di carne umana per migliaia di derelitti, di clandestini pronti a essere schiavi per 3 euro all'ora. Quindi anch'io voglio guardare al futuro, senza promesse mirabolanti. Non siamo qua a regalare 80 euro a nessuno. Non abbiamo 80 euro da regalare, anche perché poi se non li hai li devi chiedere indietro, come ha fatto il fenomeno che a 1,5 milioni di italiani ha chiesto indietro gli 80 euro in una soluzione unica. Abbiamo da promettere onestà, serietà e di lasciar fare ai veneti quello che hanno sempre fatto: lavorare. Prima ho trovato 2 persone che mi hanno detto: io dallo Stato non chiedo soldi, chiedo che non mi rompa le palle e che mi lasci lavorare, mi lasci studiare, lasci fare impresa, mi lasci fare ricerca, mi lasci studiare. Quindi il mio Stato è uno Stato che fa poche cose e le fa bene, fa il minimo indispensabile, affronta senza ipocrisia certi problemi. In Parlamento, parlando di figli, adesso arriva una legge demenziale che vorrebbe prevedere la legalizzazione di alcune droghe e io finché campo dirò di no, perché non esiste la droga che fa bene o la droga che fa male, esiste la droga, punto, e non penso che sia il caso di ragionare di mettere in mano a ragazzini robe che fa male. Ma se invece esci da Padova, esci dal Palageos, giri per Brescia, per Milano, per Bergamo, per Treviso, sulle strade provinciali, nei parcheggi dei supermercati, nei piazzali degli autogrill, perché non pensiamo senza ipocrisia a risolvere i problemi come li hanno risolti altri paesi? Penso all'Austria. Invece di legalizzare le droghe che fanno male, togliamo dalle strade, regolamentiamo e tassiamo la prostituzione come fanno tutti i paesi civili che circondano il nostro, così togliamo la schiavitù di migliaia di esseri umani e diamo qualche garanzia sanitaria in più. Perché non si fa? Perché c'è l'ipocrisia, perché c'è il Vaticano, perché c'è pim pum pam. Io voglio lasciare ai miei figli un paese un pochino più normale, non un Bengodi. E chiudo con questa riflessione che mi fa venire voglia di combattere. Io ricordo i miei nonni, non ci sono più, ho avuto la fortuna di conoscerli tutti e 4, i miei nonni, una di Modena, una di Mantova e i 2 nonni di Milano. E siccome i miei genitori lavoravano, ho passato gran parte della mia infanzia coi nonni, come molti di voi. Il pomeriggio delle scuole elementari, il pomeriggio delle scuole medie, anche al liceo uscivi all'1, andavi a pranzo dalla nonna e dal nonno, le vacanze estive neanche dirlo, i genitori se riuscivano si facevano 15 giorni di vacanza e tu eri a piedi da giugno a settembre e quindi o andavi all'oratorio o andavi al campo scout, però ti facevi 1 o 2 mesi coi nonni. E i miei nonni si facevano un mazzo così, anche loro, uno aveva una 128 e l'altro un Alfa Sud, me li ricordo, una 128 verde orribile, però lavora, hanno lasciato ai miei genitori, i genitori di mio padre la casetta al mare, i genitori di mia madre la casetta in montagna, dopo una vita di sacrifici, poche vacanze, tanto lavoro, però faceva parte del loro intendere la vita
lasciare ai loro figli qualcosa di concreto, che una volta morti rimanesse. E quindi i miei nonni hanno lasciato ai loro figli la casetta al mare e la casetta in montagna. I miei genitori, che adesso sono in pensione, sono riusciti a schivare l'infame Fornero per un po' e quindi ce l'hanno fatta ad arrivare all'agognata pensione. Anche loro, dopo una vita di lavoro, la casa di Milano dove vivono loro e dove vive mia sorella l'hanno comprata, e quindi lasciano ai loro figli, in aggiunta a quello che hanno lasciato i nonni, poi il bilocale, non stiamo parlando della villona, il bilocale di qua e il bilocale di là. Oggi la nostra generazione, chi oggi ha 30 o 40 anni, sta mettendo via qualcosa per lasciare qualcosa ai suoi figli, o sta vendendo quello che gli avevano lasciato i loro genitori e i loro nonni, perché altrimenti non ce la fanno a tirare a fine mese, e stanno andando a svendere, perché ormai devi svendere, non vendere, e non funziona. Se sono i giovani che devono mettere mano al patrimonio dei loro nonni, vuol dire che il mondo va al contrario. È questo. Quindi a me piacerebbe far ripartire l'economia, far ripartire l'entusiasmo. Se uno vuole andare all'estero a lavorare, se i tuoi figli vorranno andare in Inghilterra a lavorare, ci andranno, ma se vorranno rimanere a Padova, rimarranno a Padova. E questo vale per i diritti. Io ho letto qualche articolo del Mattino di Padova. Madonna, mi sono cadute le palle, con tutto il rispetto del Mattino di Padova. Non lo può dire il segretario provinciale. Un'informazione corretta, sto scherzando, quasi. Ma vale il Corriere della Sera, vale Repubblica, quindi normalità, libertà di informazione, libertà di parola, libertà di lavoro, libertà di famiglia, libertà di lavorare, libertà di essere quello che siamo sempre stati, non essere schiavi. Torno a quello che diceva Luca. Il 4 dicembre non è un referendum, non è il referendum sulle trivelle. Sì, vabbè, vince il sì, vince il no, vince il forse, non mi cambia la vita. Il 4 dicembre ci sono due modi di intendere il futuro diversi. Se vince il sì, tutto quello che è libertà di scelta, autonomia locale, libera scelta dei comuni, la sanità delle regioni, l'UVITE di cui parlava il signore della provincia di Verona prima, sparisce tutto. Decide solo lo Stato, e lo Stato è servo di Bruxelles, e quindi noi non potremo mai dire nulla su quello che arriva da Bruxelles, da Strasburgo, da Berlino, da Francoforte. Il no è un no di speranza, è un no di orgoglio, è un no di futuro. Siamo uomini liberi, sì o no? Se siamo uomini liberi, vogliamo decidere noi per i nostri figli in casa nostra? Quindi il 4 dicembre chi non va a votare aiuta Renzi e aiuta il sì, aiuta le Confindustrie, aiuta i banchieri, aiuta i finanzieri, aiuta quella gentaglia là. Quindi rendiamoci conto che c'è in ballo il futuro dei nostri figli, perché altrimenti noi ci potremo trovare qua al Palageus per altre 18 volte, ma se ci teniamo questi politici qua, fra 2 o 3 anni, per Padova, con un sindaco bravissimo, con un'informazione locale in gambissima, con un segretario bravissimo e con Luca Zaia in regione, quanti padovani ci saranno in giro per Padova fra 2 o 3 anni? Quanti italiani ci saranno a portare avanti le nostre aziende fra 3 o 4 anni? L'anno scorso sono scappati dall'Italia per andare a lavorare all'estero 107.000 cittadini italiani. In 107.000 l'anno scorso hanno lasciato la carta di identità italiana e sono andati all'estero per lavorare 107.000, e in cambio ne sono sbarcati 150.000. Quindi se ogni anno ne perdi 100.000 che vanno a fare l'infermiere, l'avvocato, il cuoco, il cameriere, il manovale, il camionista, ne perdi 100.000 e in cambio te ne porti in casa 150.000 di quelli che sono qua a sfruttarti come parassiti, fra poco è finita. Tener duro, io non mollo, viva la Lega, viva Padova e grazie per quello che farete. Grazie a Contate su di Matteo. me. Adesso vorrei chiamare qui sul palco. Matteo, vieni qua. Veniamo qui, vicini. Chantal, vieni anche tu. Grazie.